Seconda mattinata di ricerche legate alla scomparsa di Anna Maria Henao nei boschi lungo la vecchia strada del Costo, zona impervia alle pendici dell'altopiano, che è stata riaperta dopo pranzo, dopo la chiusura a partire da ieri con l'ordinanza del sindaco di Cogollo del Cengio su ordine della Polizia di Stato e su richiesta delle autorità spagnole. Raggio di ricerca ampliato rispetto a ieri, ma sempre partendo dalla strada laterale che si stacca all'altezza del terzo tornante della provinciale del Costo. Siamo nella vecchia strada del Costo dove stamattina si sono concentrate le ricerche, come vedete nella zona contraddistinta da una fitta boscaglia alle mie spalle, un centinaio gli uomini coinvolti nelle ricerche a partire dalla squadra mobile, dalla polizia scientifica, dalla polizia spagnola e i vigili del fuoco. Anna Maria Henao, 40 anni, ricca ereditiera, originaria della Colombia e cittadina statunitense. Al momento della scomparsa a febbraio risiedeva a Madrid, il cui marito sarebbe stato arrestato in Florida. Le autorità ne sospetterebbero il presunto coinvolgimento nel sequestro di persona, da quanto si apprende dai canali di informazione internazionali. Vicenda che assume i contorni di un giallo internazionale sulla quale gli inquirenti mantengono il massimo riservo. Restano gli interrogativi sul perché le ricerche si siano concentrate nel Vicentino. Tra le ipotesi, quelle che siano state orientate da tracce satellitari o dalle immagini dei targa system che avrebbero rivelato movimenti utili alla ricostruzione della vicenda. Intanto in paese non si parla d'altro. È stato uno shock per tutti, nessuno se lo aspettava, stamattina è stata la notizia del giorno praticamente, si parlava solo di quello e ovviamente nessuno pensava proprio a Cogollo. Abbiamo sentito la notizia qui e non so, perché adesso il Costo l'avevano chiuso ieri. Non sappiamo, ma non sapevamo niente di questa roba qua, niente noi, non avevamo sentito niente. Siete un po' sconvolti da questa notizia? Beh, siamo sconvolti sì, perché se trovano qualcosa non è una bella cosa.